è scrittore con la cavalletta più lunga e con la fassetta più buona di tutto il Friuli, perché ha fatto il giro con una fassetta di tutto il Friuli. Ciao. Vi presento un grande applauso per Diego Manna. Lei è il più piccolo del gruppo, sbassa la media ma alza la qualità. Esatto, è il pupolatore dei pupoli che coppa pupoli, fa pupoli 6 fighi, Michele Zazzara. E tra l'altro al libro, oltre a loro due che vedrete che sei in copertina, per dire la verità che collaborava anche Eric, che tra l'altro è uno degli altri che partecipa al viaggio, ma testuali parole di Diego, oggi non sei quindi che sei culi. Sì. No, lo troveremo in Tesculi. Il libro, come avete visto, è un titolo triestin, perché è espressione di Trieste, della sua gente, che sono Smizzara e Torzolona, e anche della sua lingua, in cui i furlani, anche la nostra è una lingua. E se ho passato su proprio all'inizio del libro che avevo piacere con cui di poco che lo avevo da rendere sto qua. Sì, tranquillo, non te lo dismisso, sta tranquillo, su. Allora, e questo libro parti con una nuova parola, la rumizzada. Cosa è la rumizzada? Spieghi. Ciao, questo che ti dico, la rumizzata è un neologismo appunto che hanno tirato fuori. E se ogni qualvolta che te parti con la bici per mete chissà dove e te se senti libero e tutto quanto, te sta facendo una rumizzata, è un omaggio chiaramente a Paolo Rumiz, al suo libro Tre uomini in bicicletta. Che aveva fatto appunto Trieste e Istanbul in bici 2000 km. Formula per il calcolo di quanto che te può rucare. Allora, 50 è de Rumiz, sta a 2000, che è chilometri che il matto ha fatto, come 30 che è sta nostra, sta a X che è la nostra variabile, no? L'Oberdan. Sì, mi hai fatto proporzione. Ripetuto, per cui... Proporzione, quindi ti moltiplichi qui che sta in mezzo e te dividi per qui che sta del lato là. Sì, è vero prepararti X è uguale a 2000 per 30 diviso 5 è 1200 km. Comunque 1200 non sei mica 600, anche se sarà 200 metri in più, ma insomma... Quando si parla di robe scientifiche dopo c'è dei coefficienti che va in mezzo. Quasi il coefficiente che valuta la numerosità della clappa e si chiama appunto coefficiente organico de ponderazioni della enumerazione. Per gli amici copite. Copite è quanti che erano noi, fratto quanti che sono io, quanti che erano noi in questo caso, insomma. E quanti erano in tre. Chi era? Chi era? Rumi, Zaltan e Rigatti. Grande, questa già sa, perché ieri lavoravamo la cagata clamorosamente. Proprio c'è poi il Castagna che è l'amorosa. Adesso la scuola interrogazioni. Noi eravamo in 5, Michele, Eric, Cione e Pasta. 3 diviso 5 fa un mezzo. Matematica. Circa, arrotondato per quel che c'è. E quindi te moltiplichi il copite per la X e viene fuori a 600. E te te calcoli ancora i 200 metri che abbiamo fatto in più su Madonna, sì. Certo che da sta formula, però certo che non mi sfuggi che più ieri meno chilometri che avevi da fare. Quello è il trucco, Sono buoni, per quelli mega la ciamace. Come sospetto, no? Sì. Avremmo saputo che Lori per questa impresa ha fatto come i figoni, se addirittura ha fatto sponsorizzare, di una ditta veramente importante. Madonna, sì. Lidl, no? Lidl. Che venga sponsorizzato, no? Ma Lori è veramente figoni, perché Lori ti sponsorizza senza mettere è troppo figo. Però con un gadget, ragazzi, che questo qua cosa c'è? Questo è il ciclocomputer, Lidl. Ah, c'è il tecnologico, e quanto è il ciclocomputer? Sì, Cuniccio che fa i conti, 9,99 €. Forse su quelli verrà un po' inculare, però insomma. E la tua invece che bici sei? Andiamo a vedere un attimino sta bici di Michele. Che bici che abbiamo qua? Vedi che ti è una fantastica Trek, no? Ah, una Trek, una bici di merda.
effettivamente A proposito di rimontare sul Sellin, articolo che non puoi mai mancare per un ciclista. questo che questa megadito che mi salva più e più volte Per i culetti più delicati. sì, che non voglio sapere di chi che era il culetto più delicato. È il più cool di tutti. È il più cool È il più cool di tutti. Guarda, non so chi che è il più cool di tutti. Immagino che il bello era anche il regime. Signor che se vai ma non trasparente. Non sono trasparente. Non è neanche tanto bella, a dire la verità. Grazie. Ascolta, però tra l'altro voi sapete che da bravi sportivi avesse anche preparati e se avesse portati fuori anche degli integratori specifici per integrare la vostra dieta ovviamente equilibrata, ma insomma visto il grande dispendio che aveva avuto e insomma aveva fatto uso di un integratore praticamente rivoluzionario, cioè Madonna, sì. appena uscì sul mercato Sì, della sì, Slovenia, Croazia, credo. Croazia. però te lo trovi anche in Slovenia. Lo trovi in Slovenia, ma credo che sia Croazia. eccezionali, però qua in Italia invece non te lo trovi. No, te li- no, no, sì, perché sì, mica sì, sono sì. sportivo, magari Lo boicotta, Zelze de Vita, non so se qualcuno lo conosce. Per sapore di Lo conosce, La però- Cocta sta alla Coca-Cola, con mezzo di vita sta il Gatorade. No, per stare in tema. avevo un'altra Grande, formula matematica sì. sparata sul momento, ragazzi, questo Grandissimo, sì. E l'idea di questo libro però anche, cioè voi avete scritto degli altri viaggi non avete scritto niente, ed è questo qua invece è venuto fuori un... Ma sì, adesso qua insomma si capita in un momento particolare delle nostre vite. Ciao. Cioè, mi quasi paura. Sembra quasi che sia una roba seria. boh, ma avrei anche un itinerario che avrei seguito, no? Di sto giro. Beh, sì. È molto semplice, ti parti da Trieste, ti C'è tira una una stringa. La squadra. Quindi niente, te parti da Trieste, che se sto bobolio qua. Ah, beh, grazie, non l'avevo riconosciuto. Ciao, che roba. Te va su verso Budapest, ti passi per Logatec. Sì, Logate. Dipende da dove che te so, Ah, probabilmente no, mi vabbè. dice disessi Logatec. Non lo vedo mai. Si è scampato. Ah, no. E poi l'eterna Dixi. diatriba. E niente, poi ti arrivi a Ljubljana, poi ti passi per Lasco. Ah sì, tra l'altro abbiamo scoperto che Lasco, oltre ad essere una una birra. è anche una città, non so se cioè c'è una città che si chiama Lasco. Di cosa? Poi che avrà la birra. Viaggiando ti scopri una marea di robe. Cioè, veramente. E cosa c'è? Cosa hai gatto? Lega la città, la birra e le terme. Le terme di birra. No, preghiamo dito. No, che mi dico, ma- tristi. Cioè, già mi immaginavo una bella pianfente della birra. No, no, non dica ancora. Dopo dobbiamo cercare Union, però Union per adesso non ho senso, forse per qualche anno. Tornare è sempre più casini che andare, perché tornare, volevamo tornare in treno, era il treno Budapest-Trieste, però appena i matti senti Trieste e ti dici non si può. Cioè, neanche che- Volessimo mettere le bici sul treno Budapest-Trieste, non si può, volentieri. Va bene, infatti adesso li ho neanche proprio cavati. Li ho proprio cavati. Sì, non esiste più quel treno. Ti passava E quindi in casa tua, però. passava a Officina, dopo l'Officina sbuttavi Zoe la discesa in realtà. E invece abbiamo dovuto fare Budapest, Vienna, Jesenice, Nova Gorica. E qualche altra storiella? Di cosa è qualche altra storia? Sì, se tipo quella storia si ricorda di un inverno in cui era i muletti che si mischiava e restava attaccati con le E se lingue. dismissiava quindi. No, i si dismissiava, gli andava a scuola, gli si mischiava e era talmente tanto freddo che gli restava attaccati con le lingue perché si alzava. Un po' come quando ti battevi sì, mai successo. sì, col freezer, no? Sì, sì, come che te licchi il freezer, te resti attaccato sul freezer, penso che è successo a tutti, tipo. Ma che altre robe sono successe? Cioè, sei freddo ma sa successo di tutto ciò. Ma Era così tanto sì, freddo. ma sì, Uccio che contava Ciano mi pare che tipo era qui faceva le gare del Molo San Carlo e se ne faceva ste gare le pissade e alla fine era talmente tanto freddo che la pissada si alzava, per cui restava là sta parabola. Però almeno nessuno poteva rubare sulle lunghezze della No, ovvio, parabola. restava alla prova, tipo, amico pissa più di te, sì, sei là. Sei là. Resta là. Non puoi ipotizzare. Imperituri. Imperituri. Sì, perché te sono qua? Mi sono Cioè, qua perché no, ho fatto ma allora, Sì, dimmi. no, ti dico, cioè, allora, non te la partecipa all'organizzazione No. e mica ha scritto tutto lui. Sì. È vero?
ti ho fatto 200 km dopo ti sono tornato in Rio. Meno, fin Lubiana, 100 km, cioè, domanda, cioè, ma tra tutti i zii, anzi gli altri 4, perché lui? Perché mi piace. Perché ero quelli che era prima, quindi che aveva più tempo. Per far corsa. Per far sti puppoli. Un'ultima domanda fondamentale, sei ancora Furlani in mezzo? Ciao, in Furlani queste volte sei dappertutto. No? Ti ha visto lunedì, tipo Bruce Springsteen, sei da Stadio Rocco, tutto pieno, cosa ha detto? Mandi Trieste, ciao. Siamo cagati. Coglioni, siamo cagati veramente. Cioè, è meglio andare a bere, veramente, meglio andare a bere. Signori,